Ciao Aiu, benvenuti nella seconda puntata di Non ho stato io. una rubrica in cui Ci stanno gli screen. una rubrica in cui analizziamo tutti gli screen più divertenti che ci mandate da Facebook, da subito, da Tu me lo Twitter, puoi dire da... che devo dire così io lo dico. No? Allora dillo tu. Una rubrica dove analizziamo gli screen Più divertenti, più divertenti da Facebook. da Facebook mandati da Ok, voi. se lo rifacciamo, ok. No, Benvenuti. ma fallo tu. Oh no! Benvenuti alla seconda puntata di Non ho stato io. una rubrica in cui analizziamo tutti gli screen divertenti che ci mandate da Facebook, YouTuber, Twitter, da Nonnot. E quindi, se avete perso la prima puntata, cliccate qui per vederla. E in caso voi non l'abbiate già vista, cioè continuate a vedere il video che partirà tra 3, 2, 1. Vai. Ma che mi fai dire queste cose? Questa settimana ci avete segnalato veramente tantissimi screen che sono stati veramente fantastici. Li ho selezionati proprio adesso prima di fare il video. E come al solito Noemi non ha ancora visto nessuno screen, è vero? E che ti aspetti? Di tutto. Di? Tutto. Tu? To. Do? Ti. Da. Partiamo subito con il primo screen e ovviamente come sempre noi non pubblichiamo né i nomi né le fotografie per questione di... Che cosa? Vai sì. Che? Basil. Per questioni di... Vai, ma sì. Ok, andiamo subito col primo. Allora, una persona tormentata scrive: una signora a via Purgatorio butta dei mobili dal barcone. La grande barca. Qui stanno proprio impazzendo. Poteva ferire qualche passante. Ci sta. Stasera vado alla scuola di ballo. Come Nino, stasera vado alla scuola di ballo. Poi mia mamma ha fatto le chiacchiere con il San Ginaccio e poi mele. Mangio. Ma che c'entra con la scuola di ballo? Questo le H. Sta ridendo! Poverino, mi dispiace. Poveraccio. Andiamo alla prossima. Meglio aver avuto e sofferto che non aver avuto e soffrito. Meglio aver avuto e sofferto che non aver avuto soffritto. Secondo me lo scrivo. E come sempre si ingoia e si va avanti. Buongiorno. Super offerta per 15 giorni, 389 euro scontato, 499 euro, solo da Expert. Nino, è un onore avere gli auguri da te, addirittura da New York. Grande Nino, un augurio anche alle tue donne, un abbraccio. Grande Nino. Comunque per questo video hashtag New York, eh? Sì. Ma hai visto New York? Sì, ho visto. E tu che vuoi? Tantissimi auguri a mia sorella, per tuo no, mastico. Aiuto direttamente. Da parte mia e di mio marito un bacione forte, ti voglio un mondo di bene. Perciò hai fatto No. Oh, tu sei un po' stupido, non fai queste cose. Chi vuole male a me deve schiattare la faccia, chi mi vuole male, chi mi conosce bene sa chi sono io. Non tolo stima a nessuno, certe gente sono proprio ignorante. Cioè stanno proprio dentro al ignorante. Provincia di? Che dici solo tu nella vita? Che bello farsi una doccia, virgola, come ci ama chi ci ha regalato la virgola acqua, virgola. Bello farsi doccia, shampoo. C'è chi si allarga con l'H. Di virgola acqua, virgola, e chi non ama lavarsi, virgola, o si lava con poche gocce. Tu con quante gocce ti lavi? Non me ne conto, sinceramente. Mi dice una ragazza che mi piace tanti, almeno così. Su Facebook non mettere like perché sono gelosi. Vi capisco, anche io vorrei essere me, se solo non lo sarei. Caspita. Inizia a conoscerlo su WhatsApp, consiglia. Montiro il numero. Montiro che significa? È il presidente, il vecchio presidente, Monti. No, dico, lei ha sbagliato a scrivere, però se noi cerchiamo di capire che significa. Montiro il numero, sarebbe Montiro il numero. C'entra Montiro. Non lo so. Salutiamo Monti comunque. Stasera l'aperitivo? Non ci sta bestia, più bestia di quella a due zampe. Grande Raffa, purtroppo è così. Ma perché questa discriminazione per le bestie a due zampe? Tipo i canguri? Vero. È vero cosa, No, no? no, stavo pensando a due zampe, perché mi erano in mente cani, però ce l'avevo. I cani a due zampe. Che
sono? Cioè, quali sono gli animali a due A zampe? 2 zampe. Il canguro? Lo struzzo! Lo struzzo. Lo stambuco? Lo stambuco. Lo stambuco non cammina. Ah, Due una. zampe, una. Lo stambuco c'ha una zampa. Odio le persone che credono di essere importanti, ma io non credo a nessuno. Nel mondo c'è molta falsità della gente. Io non ho fiducia di nessuno perché ognuno persano ai cazzi suoi. Se quando una persona ti fa una domanda e tu lo guardi dritto negli occhi avrà la risposta. Fammi una domanda. Come stai? Ti sto guardando. Ragazzi, un naso. Ting. I miei cuoricini di lavoro, se non sarebbe per loro le mie giornate fossero un mortorio. Vi adoro. Non dirmi che non hai capito. Lei mi stava facendo a preoccupare, ma non sei come loro. Le mie giornate fossero un mortorio. No, ho capito, sto cercando di capire i cuoricini del lavoro. Non lo so. Cardiologi. Sto pensando che avevo una nemica in casa e non mi rendevo conto. Una notte ho sognato mia mamma e mi ha aperto gli occhi. Meglio pochi amici ma buoni. Cosa c'entra la mamma con gli amici? Che faccio? Cosa è sonnato? Forse la mamma non sopportava gli amici. Ma questa teneva una nemica in casa, ma chi è? Non lo so. Xina. Parlo, dico tante cose per nascondere l'imbarazzo. Ma l'unica cosa che vi vorrei dirvi è solamente vi voglio bene, buonanotte a tutti. Che tenerezza, eh? Voglio fare i miei sinceri auguri di carriere, 3 o 4, al piccolo gambarettista, che il padre, non sappiamo chi, sta facendo tanti sacrifici. Il bambino è un gambarettista, fa i gambaretti. Penso che sia gambarettista comunque. Il bambino? Ma è il piccolo tra virgolette. Ecco perché il padre sta facendo i sacrifici, tra virgolette. Perché il padre può essere solo padre di un bimbo, no? Sì, Capito? quando cresci non i genitori esplodono. Sì. Ah! Mio zio cacida le pomodorine in mano. Le pomodorine. Cacida. I piccoli pomodori. Cacida. Mi serve una sediolina in i notti mo stato. Mi serve un sediolona. Mi serve un sediolona. Mi serve un sediolona. In ottimo stato. In ottimo stato. Mi serve un sediolona, vabbè, se avete un sediolona contattatelo. Ding! Invece di venire a fare lo stile con un profilo falso su FB, venite in back, levam de Cristian, e poi, che avete parlato che maritem Schattenbach Aid, e no che venite a fare un stile back alla femmina, le villacchiune. Ma che significa tutto ciò? Che sei? Invece di venire a fare, che significa lo stile con un profilo? Venite in bacchi vam de Cristian. È un profumo. Chanel numero 4. Venite in back le vam de Cristian. E poi ci avete a parlare che maritmo Schattenbach e Yaid e no che venite a fare un stile bank alla femme la villa chiun. Ui, c'è una ragazza che dice puntini puntini punto interrogativo. Mi piacciono le tue labbra, puntini puntini punto esclamativo punto esclamativo punto esclamativo labbre. E le voglio baciare, puntini 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 punto esclamativo punto esclamativo. Mi devo preoccupare, puntini 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 punto esclamativo? Super Costa, il supereroe della spesa. Se volete vedere la seconda parte cliccate su mi piace, a 1000 mi piace pubblicheremo subito la seconda parte, cioè senza che non è che ci mettiamo tempo, quindi quello non sono stato io. Clicca, ok? Ciao!